Lago ospita la 93esima adunata della sezione alpini di Vittorio Veneto. Ritorniamo in questi luoghi dopo molti anni di assenza. Era il 1979 quando le Penne Nere di Lago ospitarono una adunata sezionale. Ora ripropongono il loro territorio per accogliere una sfilata che ha avuto inizio alla periferia e è preceduta dalla fanfara alpina di Borsoi dal Pago e una lunga sfilata composta dalle varie componenti della sezione e dalle sezioni ospiti che adesso via via vedremo sfilare davanti a noi. È un momento significativo della vita di ogni sezione, l'adunata sezionale, e in questo caso serve anche come da viatico per la partecipazione alla prossima adunata nazionale di Vicenza, che avverrà nel prossimo mese di maggio. Sentiamo il ritmo cadenzato della fanfara che propone il 33 l'inno degli alpini. Ecco, al seguito della fanfara, il gonfalone del comune di Divine Lago, scortato dal signor sindaco, e a seguire le insegne di alcune associazioni d'Arma che hanno condiviso con noi questa bella giornata, lo striscione che onora i Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, una realtà associativa che sta riprendendo interesse in campo nazionale, e poi a seguire i simboli dell'Associazione Nazionale del Fante, del Comitato per il Sacrario Austro-Ungarico di Follina, dell'Associazione Carabinieri e della Consulta delle Associazioni Combattistiche d'Arma di Vittorio Veneto. Inquadrati e composti anche i rappresentanti delle amministrazioni locali a cui fa capo il territorio della sezione, che saluteremo poi nel dettaglio.
Anche per loro una prova generale in attesa di un'altra grande sfilata alla Dunata Nazionale di Vicenza. Un'originalità di questa cerimonia è la corona di alloro che verrà deposta al monumento, che assume una conformazione artistica diversa dalle foglie del lauro, ma è una composizione metallica che ha anche una storia di cui sapremo poi rendere spazio. Si avvicinano il vessillo della sezione ANA di Vittorio Veneto con le sue 4 medaglie d'oro, scortato dal vicepresidente vicario Maurizio Casetta e dal maggiore Cristian Meghini. Al seguito il consiglio direttivo nazionale sessionale, presidente emerito Dino Salamon, e prima dei vessilli ospiti lo striscione che riporta il tema della Dunata: Alpini, donne e uomini di pace, un sogno che è una realtà. Con noi i vessilli di Cuneo, di Conegliano, di Valdobbiadene, di Belluno e di Treviso, che ci onorano della loro graditissima presenza. Grazie alle sezioni che hanno condiviso con noi questa bella cerimonia. Il gruppo di Lago che ha organizzato l'evento, rappresentato dal suo capogruppo Raffaele Carpenè dal Gagliardetto, e a seguire i 18 gruppi della sezione. E qualche altro gagliardetto ospite. Questi gagliardetti, scortati dai rispettivi capigruppo, comporranno anche una bella sfilata domenica a Vicenza. E poi altri simboli della nostra identità. Il gruppo di Valmareno, che si evidenzia sempre con il suo motto "Io, il dovere, le cime". L'Associazione delle Penemozze, che trova anche lei collocazione nel nostro contesto perché condivide col gruppo Alpini di Cison la cura e il mantenimento della bella realtà del Bosco delle Penemozze a Cison di Malmarino. E poi le rappresentanze del coro alpino Coldilana, del coro alpino Mesulano, mentre il coro ANA ha già preso posto all'interno della chiesa perché sarà coinvolto nella celebrazione eucaristica. E le nostre penne nere della sezione, identificate da una camicia sezionale, alcuni del gruppo con i propri soprabiti che identificano la loro appartenenza ai vari territori, la sezione che si sviluppa in un territorio che va da Miane a Cordignano percorrendo tutta la fascia prealpina, 2500 iscritti, che oggi sono rappresentati da questa realtà, ma che sicuramente a Vicenza avrà una consistenza molto maggiore. Non può mancare nelle nostre sfilate il simbolo della nostra Italia, il tricolore, che la sezione di Vittorio Veneto cura e conserva e poi esibisce con orgoglio, vista la sua grande dimensione, durante le nostre sfilate, durante le nostre dunate. Anche oggi a Lago
il grande tricolore, che è un bene affidato alla custodia del gruppo della Valle Apesina, si propone a noi per simboleggiare la nostra unità. Dopo il grande tricolore, anche l'attività sportiva della sezione è rappresentata da una rappresentanza di atleti che partecipano in diverse attività sportive, diversi campionati durante l'anno in varie località d'Italia. La protezione civile, che svolge un'encomiabile attività di volontariato organizzata e sviluppata attraverso squadre, attraverso professionalità che trovano sempre più occupazione nei vari interventi. Come è una tradizione, il reparto Salmerie chiude la sfilata e perpetua il ricordo della storia delle Salmerie alpine, anche se i muli che sono qui oggi non sono quelli di allora. Grazie a tutti per aver partecipato a questa sfilata e proseguo adesso nella cerimonia protocollare con l'alzabandiera e le altre attività. Grazie. Signore, signori, autorità, gentili ospiti qui convenuti, occasionali viandanti che vi siete fermati perché attratti da questa inusuale aggregazione di persone e di simboli, buongiorno. Gli alpini della sezione di Vittorio Veneto oggi si sono dati appuntamento a Lago per celebrare la 93esima adunata sezionale. Quando si parla di adunata di alpini, il pensiero comune evoca gesti composti di sacralità, di rispetto della storia e dei simboli della memoria, ma anche momenti di gioia, di spensieratezza, contesti di intensa vicinanza in cui stringersi la mano, stare assieme, incontrarsi, abbracciarsi, ridere, scherzare, emozionarsi e anche piangere, riflettere e pregare. Manifestazioni di intensità che il benefico spirito alpino stimola in ognuno di noi. Lo facciamo con la compostezza che ci contraddistingue e che ci ha consentito di sviluppare questa breve sfilata che ha dato inizio a questa cerimonia. Tra di noi accogliamo quali graditi ospiti i rappresentanti delle istituzioni civili, l'europarlamentare onorevole Antonio D'Arè, il deputato onorevole Gianangelo Boff, anche sindaco del comune di Tarso.
Porgiamo il saluto ai rappresentanti delle amministrazioni comunali qui presenti. Magagnin Massimo, sindaco del comune di Revine Lago, che oggi ci ospita nella località di Lago, sorretto dal generoso aiuto del locale Gruppo Alpini, a cui si aggiungono gli auguri di benvenuto anche da parte del Gruppo Alpino di Revine, capogruppo Marchione Michele. Miato Antonio, sindaco della città di Vittorio Veneto, al quale vanno i saluti dei gruppi Città, col capogruppo Peruzza Pietro, di San Giacomo di Veglia, capogruppo Despir Pietro, di Cozzuolo, capogruppo Altoè Massimo, e di Valla Pisina, capogruppo Pizzin Franco. All'assessore Rizzi Luigi del comune di Miane, al quale vanno i saluti del gruppo Alpini di Miane con capogruppo Tonet Walter. A Maria Rosa Barazza, sindaca del comune di Cappella Maggiore, al quale vanno i saluti del gruppo Alpini di Cappella Maggiore, capogruppo Tavian Gianantonio. Al vice sindaco del comune di Cison di Valmarino, Loris Perenzin, al quale vanno i saluti dei gruppi Alpini di Cison, capogruppo della Fontana Carlo, e di Tovena, capogruppo Carpenerino. A Colet Mario, sindaco del comune di Follina, al quale vanno i saluti del gruppo Alpini di Follina, capogruppo Nardi Benedetto, e di Valmareno, capogruppo Polo Giovanni. Uniamo nel saluto al sindaco di Tarzo quelli del gruppo Alpini, capogruppo Zanella di Michele, di Colle Umberto, al quale vanno i saluti del gruppo Alpini, capogruppo Camerin Massimo, di Fregona, al quale vanno i saluti dei gruppi di Fregona, capogruppo Barel Giuliano, e di Osigo, capogruppo Battistin Luigi. Di Cordignano, sindaco Roberto Campagna, al quale vanno i saluti del gruppo Alpini di Cordignano, con De Cesare Emilio capogruppo, e di Sarmede, sindaco Larry Pizzola, al quale vanno i saluti del gruppo Alpini di Sarmede, capogruppo Pasin Teodoro, e di Montaner, capogruppo Dus Gianfranco. Porgiamo il saluto al rappresentante delle istituzioni militari, maggiore Cristian Meghini, rappresentanza del 7° Reggimento Alpini. Porgiamo il saluto alla consulta delle associazioni combattentistiche d'arma di Vittorio Veneto, rappresentata dal presidente Protomo Gabriele, e dalle sue componenti associative identificate con i propri simboli e i loro qualificati rappresentanti. Porgiamo il saluto alle sezioni ANA con sorelle oggi qui presenti, la sezione di Belluno, la sezione di Treviso, sezione di Valdobbiadene, sezione di Conegliano e con grande piacere, vista la lontananza ma l'originalità della sua partecipazione è apprezzatissima, la sezione ANA di Cuneo. Porgiamo il saluto infine a tutti coloro che, invitati ma inavvertitamente dimenticati di questa citazione, ce ne scusiamo. I 2541 alpini della sezione di Vittorio Veneto, qui identificati dai propri gruppi, comprendono anche il coro ANA sezionale diretto dal maestro Carlo Berlese, che ha preso posto in chiesa, il coro ANA Col di Lana, diretto dalla maestra Sabrina Carraro, che ieri sera si è esibita nella chiesa, e il coro ANA Mesulano, diretto dalla maestra Sabrina Zanette. Abbiamo con noi anche la rappresentanza dell'attività sportiva, con alcuni atleti in tuta, una realtà che identifica la nostra sezione a livello nazionale con grande rilievo, l'unità di protezione civile, che con i suoi numerosi volontari concorre con generosità e impegno alle azioni di volontariato a favore della comunità. Infine, solo per logistica, il reparto Selmerie con i suoi sconci. Dopo aver per anni riproposto storia e funzionalità delle truppe albine sommeggiate e aver condotto con decisione e fierezza le briglie di Como, Dro, Fina, Fonso, Gigio, Goro, Iso, Laio, Lara, Leo, Lucio, Melissa e Iroso, veri ultimi muli alpini, ora assume le funzioni di reparto rievocatore, perpetuando l'immagine di una specialità che la storia non deve dimenticare.
Tutti hanno sfilato e si sono schierati per dar corso al seguito della cerimonia, che propone ora l'alzabandiera. Fermo. Signore e signori, la bandiera è il simbolo della nostra identità di nazione e tante sono state già esposte per onorare degnamente questo luogo che ci accoglie. Ora è il momento solenne di affidare alla brezza che scende lieve dai monti che ci circondano il compito di far garrire il tricolore sull'ardito pennone che lo sorreggerà, in uno scenario dove cielo e terra si congiungono e ci coinvolgono in un abbraccio ideale. Tutti i presenti, appartenenti alle associazioni d'Arma, che indossano il proprio capo identificativo, eccetto coloro che sorreggono bandiere e simboli vessilli o gagliardetti, rendano il saluto al cappello per tutta la durata dell'inno nazionale. Grazie. Attenti! Possiamo considerare collaborativo anche il suono delle campane, allora concediamoci il tempo che finiscano il loro concerto per procedere poi alla resa degli onori caduti. La nostra presenza al lago oggi ha proposto anche questa collaborazione. Ma un po' da me. No, verso di me. Messa grande,
Eccoci. Signori autorità alpini, dinanzi a questo monumento, inaugurato il 13 luglio del 1924 e che questo anno compie esattamente 100 anni, che rappresenta l'aquila bronzea come allegoria della vittoria, l'aquila che orna il nostro labaro nazionale, i nostri vessilli, i nostri gagliardetti. Su questa colonna rastremata che propone i cartigli delle città simbolo del primo conflitto, Trento, Trieste, Il Piave, Vittorio Veneto, sul quale sono riprodotti il nome e alcune foto dei caduti di lago della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, apprestiamoci a rendere l'omaggio non solo ai 46 caduti qui citati, ma con loro comprendiamo i caduti di tutte le guerre, perché vivo deve rimanere il loro ricordo. Il sindaco del comune di Revine Lago, il presidente della sezione ANA, il capogruppo di Lago e il rappresentante delle forze armate si predispongano per il rito della resa degli onori ai caduti. Tutti i presenti appartenenti alle associazioni d'arma che indossano il copricapo, eccetto coloro che sorreggono bandiere, simboli o vessilli, rendano il saluto al cappello per tutta la durata del silenzio. Grazie. Tutti attenti!
Certo, dove metterlo? Prende la parola il capogruppo degli Alpini di Lago, Raffaele Carpenè. Autorità, alpini, amici, signore, signori, gentilissimi ospiti, siate i benvenuti per condividere la partecipazione alla 93esima adunata sezione di Alpini Vittorio Veneto, adunata che il gruppo di Lago, che ho l'onore e la soddisfazione di presiedere, ha desiderato fortemente si svolgesse nella sua comunità. Abbiamo da poco percorso in sfilata al ritmo delle note musicali della banda di Bossoi del Pago alcune vie del nostro centro abitato per testimoniare, grazie alla numerosa partecipazione, che l'identità e lo spirito che anima la nostra appartenenza alla grande famiglia degli Alpini è ancora molto forte e ben consolidata. Gli Alpini del gruppo di Lago hanno condiviso il motto che la sezione, sollecitata come tutte le altre dalla sede nazionale, ha redatto sul tema della pace. Alpini, donne e uomini di pace, sogno che è realtà. Qui a Lago, nella ricorrenza del 65° anniversario di Costituzione del gruppo Alpini, siamo ora come allora sempre presenti. Grazie a tutti e arrivederci. La parola al signor Sindaco del Comune di Revine Lago. Buongiorno a tutti. Buongiorno Alpini. Un saluto a tutte le autorità presenti, civili, militari e religiose. La comunità di Revine Lago, insieme all'amministrazione comunale, vi dà il benvenuto qui nella sua frazione di Lago per la vostra 93esima adunata sezionale. Lo slogan citato dal capogruppo Raffaele Carpenè di Lago ha un significato ancora più particolare quest'anno, perché il tema ricorrente è la pace e sicuramente è la pace la cosa di cui abbiamo più bisogno in questo momento, visto i conflitti geopolitici che ci sono sparsi in giro per il mondo purtroppo. Abbiamo superato quasi 30 mesi di pandemia, dove abbiamo corso il rischio che il volontariato, che l'associazionismo perdesse un po' la retta via. Questo non è successo grazie a tutta la forza d'animo di tutti i volontari, dei singoli individui, delle associazioni, e adesso dobbiamo cercare di restare uniti e far sì che chi è sopra di noi faccia in modo che queste guerre cessino. Concedetemi dei ringraziamenti particolari ai vari rappresentanti alpini qui presenti oggi. Saluto e ringrazio a nome dell'amministrazione comunale il presidente della sezione ANA Valdobbiadene, Massimo Burol. Saluto il presidente Gino Dorigo, presidente emerito della sezione ANA di Conegliano e presidente del comitato organizzativo per la Dunata Triveneta che si svolgerà a Conegliano nel 2025. Saluto il consigliere della sezione ANA di Treviso, Roberto D'Ametto. Saluto il Vessillo di Cuneo, rappresentato da Arpino Tommaso, qui presente, e porto i saluti a nome suo della città di Bra. Saluto anche il Vessillo della sezione di Belluno, qui presente con il vicepresidente Mario Dalanese. Saluto i rappresentanti dell'Istituto di Credito Banca Prealpi qui presenti, Carlo Antiga presidente e vicepresidente Flavio Salvador, nostro concittadino. Rivolgo un ringraziamento per l'ospitalità al nostro parroco Don Angelo Granziera,
che anche oggi, come ieri, ci accoglie nella sua casa, nella nostra casa, perché la casa di Dio è la casa di tutti. Ringrazio la comunità di Revine Lago che vedo presente qui oggi, e questo non può far altro che riempirci di gioia e piacere. È per noi un onore ospitare la 93esima edizione della adunata sezionale ANA di Vittorio Veneto, alla quale i nostri gruppi alpini fanno parte, e concludo con un ringraziamento particolare a tutte le autorità, a tutti i colleghi sindaci presenti oggi, e concedetemi di rivolgere un pensiero, visto che qui presente tra noi c'è anche il presidente dell'ASPEN, Associazione Bosco delle Pene Mozze, Varinio Milan. Rivolgiamo tutti noi un pensiero a un nostro caro concittadino alpino che è andato avanti 2 anni fa, Claudio Trampetti. Sicuramente sarebbe orgoglioso, è orgoglioso di vederci qui oggi. Infine, non per ultimo, rivolgo un ringraziamento personale al gruppo Alpini di Lago, rappresentato dal capogruppo Raffaele Carpenè, che quest'anno hanno fatto sì che siamo riusciti ad organizzare, ad ospitare questa bellissima adunata, la 93esima. Grazie Raffaele, grazie a tutti i tuoi appartenenti al gruppo, anche agli amici, ai sostenitori del gruppo Alpino di Lago, e concludo come conclude il nostro presidente nazionale Sebastiano Favero: viva l'Italia e viva gli alpini. Grazie. Grazie signor Sindaco. I rintocchi argentini della campana accolgono i saluti del Presidente della sezione Francesco Introvigne. Buongiorno a voi tutti. Per forza di cose, qualche mia riflessione si sovrapporrà a quanto già abbiamo sentito. Saluto in particolare le autorità, come già citate, gli onorevoli Boff e Darè, i signori sindaci del nostro comprensorio, Maggiore Meghini, in rappresentanza del comandante del 7° Reggimento Alpini, colonnello Schifeo, alle associazioni d'arma e ai comitati, come già citato, all'Associazione Prealpi Soccorso, ai colleghi presidenti delle sezioni della Marca Trevigiana, di Belluno e di Cuneo, al Gagliardetto di Bra, che viene anch'esso da lontano, a tutti i capigruppo, agli alpini e ai cittadini di questa comunità. Grazie, signor Sindaco Massimo Magagnin, per le sue parole di saluto e di benvenuto, per aver favorito, incoraggiato e sostenuto qui a Lago questo nostro odierno incontro. Grazie a Raffaele Carpenè, capogruppo, e a tutti i tuoi alpini per aver promosso e organizzato la nostra 93esima adunata sezionale nella ricorrenza del 65esimo di fondazione di questo gruppo di Lago, con il concorso di Banca Prealpi San Biagio, oggi presente con l'intera presidenza e che ringrazio. Saluto anche la madrina Angela Fava, madrina di questo gruppo. Grazie di essere qui con noi oggi. Abbiamo schierato una significativa rappresentanza di tutte le componenti sezionali, i presidenti emeriti, il consiglio direttivo, i 19 gruppi, il reparto salmerie, l'unità di protezione civile e il gruppo sportivo, al passo scandito dalla grata presenza della fanfara Borsoi del Pago. È la 9ª e ultima adunata del mio mandato. Il prossimo anno avremo un nuovo presidente sezionale. Abbiamo appena reso gli onori alla nostra bandiera e ai nostri caduti, a tutti i caduti, sacro dovere di tutti i cittadini
in particolare per noi Associazione d'Arma. Ritrovarci, sfilare, rendere gli onori, celebrare la messa di suffragio non è folklore o demologia, è occasione di memoria, di riflessione e di cultura, è incontro, amicizia, condivisione, è un richiamo irresistibile alla nostra storia e tradizione, è fare anche festa insieme come siamo abituati, accomunati dal desiderio di condividere e veicolare quei valori importanti in cui crediamo, viviamo, operiamo. Speriamo siano radice, ma anche foglia per il futuro. Di tutto ciò dobbiamo essere degni testimoni. È questo il messaggio che vogliamo trasmettere soprattutto alle giovani generazioni. Tra pochi giorni saremo a Vicenza, alla 95esima adunata nazionale, al motto, come abbiamo sentito, il sogno di pace degli alpini. È un motto che viene dal cuore. Pace che non deve essere solo uno slogan, l'esporre cartelli, il manifestare generando anche situazioni di violenza, aggredendo le forze dell'ordine, come vediamo in questi giorni sulle nostre piazze e nel mondo. Ma deve essere un modus vivendi. La guerra è violenza, morte, distruzione. La condanniamo in tutte le sue forme, ovunque e da chiunque venga cagionata. Abbiamo giurato fedeltà alla patria, in ossequio all'articolo 11 della nostra Costituzione. Ripudiamo la guerra, proprio perché stiamo vivendo i tempi bui, rimarchiamo questo nostro essere, questo nostro vivere. Noi, penne nere, in armi e in congedo, siamo costruttori di pace, fatta di spirito di servizio, di solidarietà, di condivisione, a difesa e soccorso di chi si trova in condizione di difficoltà o necessità. A Vicenza, noi vittoriesi, sfileremo come qui, oggi, con lo striscione Alpini, uomini e donne di pace, sogno che è realtà. A chi parla di contraddizione tra un gruppo d'armi e il sogno di pace, rispondo che la pace si costruisce giorno dopo giorno, agendo. La nostra è un'associazione d'Arma che fa volontariato e nella memoria dei nostri veci costruisce la pace nel fare. Lo ha detto il nostro Presidente nazionale Favero qualche giorno fa. Altrettanto vale per la nostra e per l'altrui quotidiana libertà che dobbiamo costruire e difendere tutti i giorni. Lo facciamo tramite i nostri gruppi, come qui a Lago, gruppi che sono la spina dorsale della nostra associazione e che rappresentano il fondamentale e profondo legame col territorio, una fucina di attività a servizio della collettività. Dare senza chiedere, questo ci caratterizza, ben lo sapete voi sindaci. Con l'esempio trasmettiamo alle nuove generazioni indicazioni di comportamento tali da essere annoverabili nella pedagogia quale scienza dell'educazione. Non a caso abbiamo istituito i campi scuola a livello nazionale e a livello locale e stiamo entrando, non senza difficoltà, nella scuola, dove peraltro a posteriori siamo alla fine ben accolti. Da talune parti ci viene attribuita una buona dose di testardaggine, è anche vero, ma la pervicacia non sempre è un male. Convinti di fare del bene, continueremo lungo la strada dei nostri padri che ci ha dato fin qui buoni frutti. Dunque allora, viva gli Alpini, viva Vittorio Veneto, viva l'Italia e buona domenica a tutti. Grazie. Signore e signori, autorità alpini, prima di accingerci alla conclusione della cerimonia, vi chiediamo la cortesia
di condividere un momento protocollare rivolto ad alcune identità qui con noi convenute. Le mani degli alpini sono forti ed operose, generose e instancabili. Ma con il passare del tempo la loro attività va riducendosi e la maestria nel manipolare strumenti e attrezzi da lavoro si va sempre più adattando a nuove esigenze. L'evoluzione tecnologica nel campo delle apparecchiature mediche ha sviluppato, soprattutto per le patologie cardiache, una strumentazione di primo soccorso sempre più efficiente e di facile gestione. La sezione di Vittorio Veneto ha recentemente ricevuto in dono 2 defibrillatori esterni automatici e per la loro gestione un gruppo di generosi volontari ha sostenuto la formazione tecnica di un corso di formazione che si è conclusa con il rilascio di uno specifico attestato. Ecco che le mani degli alpini, un tempo prodighe per gestire attrezzi da lavoro, ora gestiranno con perizia e professionalità l'uso del defibrillatore in condizioni di necessità e urgenza. La formazione di volontari è stata affidata alla competenza di Prealpi Soccorso, associazione di volontariato di Vittorio Veneto, qui rappresentata dal suo presidente avvocato Marco Caliandro, al quale cediamo la parola per un suo intervento riguardante il corso frequentato e le varie attività che l'associazione propone nell'ambito dell'assistenza medica e del primo soccorso nel nostro territorio. Prego. Buongiorno a tutti, per me è un onore e un piacere essere qui oggi e porto a nome di tutti i volontari e le volontarie soccorritrici e soccorritori dell'Associazione Prealpi Soccorso il saluto alle autorità presenti, ai dirigenti dell'Associazione Nazionale Alpini e alle autorità civili e militari qui convenute. Per noi è un piacere collaborare con gli alpini, è stato un piacere averlo fatto in questa occasione, sarà un piacere anche per il futuro. La nostra associazione è un'associazione di volontariato che occupa giovani e meno giovani che si addestrano giorno per giorno per portare soccorso alla popolazione, sia in tempi di calamità naturali, sia in tempi ordinari, con il servizio 118, con i trasporti sanitari assistiti e con l'assistenza alle manifestazioni pubbliche. Sono ore e ore che i nostri giovani, mi viene da dire volontari, perché l'età media della nostra associazione è di circa 28 anni e per il 51% è composta da donne, si addestrano per dare il miglior soccorso possibile alla popolazione bisognosa. Da poco abbiamo anche un servizio sociale che stiamo cominciando ad attivare per il trasporto sociale delle persone che non hanno la necessità di proseguire in ambulanza. Da qualche anno purtroppo abbiamo subito anche noi gli effetti molto duri della pandemia di Covid. Durante il periodo del Covid le nostre ambulanze, insieme a quelle delle altre consorelle, le pubbliche assistenze e insieme agli amici della Croce Rossa, hanno svolto servizi continuativi per portare centinaia di migliaia di pazienti tra i nosocomi della nostra zona. Tutto servizio svolto da personale volontario. Il volontariato è importante, è un dovere civico costituzionalmente riconosciuto e garantito e c'è la necessità sempre di più di coinvolgere soprattutto la parte più giovane della popolazione in questo tipo di attività. Da qualche anno, da circa una decina d'anni, siamo centro di formazione accreditato per il rilascio delle certificazioni e per la formazione dei volontari all'uso del defibrillatore semiautomatico, che è uno strumento essenziale nelle nostre attività di soccorso. E appena abbiamo saputo che si poteva collaborare con la sezione Alpini e in particolare con il gruppo di protezione civile, con molto piacere abbiamo inteso organizzare il corso in 3 sezioni, 8 ore di corso con relativo esame di abilitazione, prove tecnico-pratiche per imparare a fare la rianimazione cardiopolmonare manuale e poi per utilizzare il defibrillatore semiautomatico, una macchina che salva le vite. Ringrazio quindi gli alpini per questa collaborazione splendida e ci offriamo di proseguire in quest'ambito per tutte le necessità di collaborazione che tra la nostra organizzazione e la sezione Alpini si rendano necessarie per il futuro. Mi unisco anch'io a viva gli alpini, viva il volontariato, viva l'Italia. Grazie.
Sì, chiamiamo velocemente i diplomati dell'unità di protezione civile, l'amico degli alpini Ballestini Giuseppe, l'alpino Bernardi Elio, l'alpino Carlette Duilio. Venite qua e vi mettete in gruppo senza che lo ripeta ognuno. All'alpino Carlette Venanzio, all'amica degli alpini Dare Monica, all'aggregato Dalmas Daniele, qua, là. All'amico degli alpini De Biasi Achim, all'amico degli alpini Alfonso Manfredi, all'aggregato Francesca Marin, all'aggregato Mazzega Alberto, all'alpino Oliana Silvano, all'amico degli alpini Piccin Mario, all'aggregato Pin Luigi, all'alpino Pradai Gabriele, all'amico degli alpini Ruggio Emanuela, all'alpino Saccon Pietro, all'amico degli alpini Salvador Giovanni, all'amica degli alpini Sciascia Paola, all'alpino Sommavilla Giovanni, all'amico degli alpini Trampetti Alberto. Questi componenti l'unità di protezione civile al quale si aggiungono del gruppo ANA di Devine l'alpino Bernardi Fabrizio, del gruppo ANA di Fregona l'alpino Bottega Flavio, del gruppo ANA Città Masut Alberto, del gruppo ANA Città Norcen Muzio, del gruppo ANA Città Peruzzo Pietro, Bin Angelina collaboratrice e il sottoscritto. A cui si aggiunge il vicepresidente settenale Roldano De Biasi. Possiamo solo fare una foto e non perdere ulteriore tempo perché Don Angelo ci aspetta. Sì. C'è un grandangolo che li comprende tutti. Dovresti spostare questo. Bravi. Bene. Rimanete qua che vi dà. Bene, la cerimonia protocollare all'esterno della chiesa, nell'area pubblica, si conclude. Adesso assumeremo una conformazione ordinata per l'entrata in chiesa. Grazie a tutti.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Con i nostri carissimi alpini, con le nostre amate comunità, con le autorità civili e militari qui presenti, signori sindaci, tutti i gruppi ospiti degli alpini, in questa giornata sezionale di Vittorio Veneto e del gruppo di Lago, e con noi esprimiamo, eleviamo a Dio i sentimenti della nostra piena gratitudine in questo festoso giubileo. Il vostro luminoso esempio ci ha accompagnati nel cammino di tanti anni, donandoci valori che portiamo nel nostro cuore, valori di pace e di fraternità, di amore per la patria. Oggi preghiamo in maniera straordinaria per tutti i caduti e i defunti alpini, oltre che per le intenzioni, dei parrocchiani. All'inizio di questa celebrazione, in questo giorno festivo pasquale, che è un'occasione propizia per riscoprire la bellezza della nostra vita cristiana, comunitaria, civile, la nostra esistenza, il nostro vivere nella libertà, nella pace, nella democrazia, è come una pianta, dice il Vangelo poi, che ha bisogno di essere alimentata, di essere sostenuta, aiutata, accompagnata, con grande responsabilità. Ma noi vogliamo non essere soli, vogliamo mettere nel cuore della nostra vita la presenza di Dio, che benedice tutte le nostre fatiche, ci sprona, ci incoraggia, non demordere mai, ma camminare sempre verso un legame più profondo fra di noi, con la comunità, con il mondo. Invocheremo di cuore con Maria e i santi venerati in questa nostra Chiesa, nelle nostre chiese, i santi, la pace in modo particolare, non solo nelle nostre comunità, nelle famiglie, nei cuori, ma in tutto il mondo. È un dono proprio da chiedere, da costruire giorno per giorno, con tanto impegno, con tanta responsabilità. All'inizio di questa celebrazione, umilmente chiediamo perdono. Con umiltà riconosciamo dinanzi al Signore le nostre fragilità. Signore, Tu che sei la vite vera, Kyrie eleison, Cristo, che ci inviti a rimanere nel Tuo amore, Christe eleison, Signore, che ci riconosci come Tuoi discepoli, Kyrie eleison, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo sei santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato di rinnovare nel battesimo, con il tuo paterno aiuto portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli Apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore, che gli aveva parlato, e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. Parola di Dio. Davanti ai suoi fedeli, i poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano, il vostro cuore viva per sempre. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra. Davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. Ma io vivrò per Lui, lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene.
annunceranno la sua giustizia, al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me ed io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite e voi i tralci. Chi rimane in me ed io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Sedete. Io sono la vite e voi i tralci, rimanete in me ed io in voi. Parole straordinarie, insuperabili, ci commuovono. È uno stupore di fronte alla grande iniziativa di Dio, che lascia il cielo, si fa uomo, condivide fino in fondo la nostra vita, ma non solo. Vuole proprio entrare nel nostro cuore, nel profondo della nostra anima, perché ci ama tantissimo e vuole accompagnarci, noi che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, per entrare poi un domani nella vita eterna. Ma è una vita eterna che comincia già da ora, costruendola giorno per giorno. Il dono veramente è immenso, a noi quindi la risposta
non possiamo basarci solo sulle nostre forze. Se invece ci arrendiamo all'amore, se ci lasciamo amare, ecco l'amore del Padre può vivere in noi attraverso Gesù, che ci fa il dono del suo Spirito, della sua presenza viva. Rimanere in Cristo vuol dire rinnovare ogni giorno la vita quotidiana. Non la perdiamo, ma la guadagniamo, la trasfiguriamo dentro le nostre famiglie, le nostre comunità, il nostro lavoro, la nostra patria, ogni nostra associazione. Certo, mi colpiscono le parole forti di Gesù: senza di me non potete fare nulla. Ed è proprio così, me ne convinco sempre di più. Possiamo anche correre dalla mattina alla sera, fare mille cose, impegnarci lodevolmente in molte attività buone, certo, ma se tutto questo è fatto senza di Lui, tante volte, ecco, lavoriamo a vuoto, la vita diventa sterile, non siamo appagati, non siamo soddisfatti. Vale più un passo con Gesù che una maratona senza di Lui, diremo noi. Ecco, camminare insieme vale molto di più che camminare da soli. E oggi Gesù ce lo dice chiaramente, senza giri di parole. Non possiamo bastare a noi stessi. Da soli non possiamo conquistarci la pienezza della vita. C'è qualcosa di grande dentro la nostra vita, è dono di Dio. Ecco, noi siamo chiamati a portare avanti questo dono per riempire la nostra vita umana di ogni giorno della bellezza del vivere fraternamente, del vivere solidali gli uni gli altri e l'offrire tutto il bene che portiamo dentro di noi, manifestare pienamente la grandezza dei nostri sentimenti migliori. Il Signore risorto ci invita a rimanere con Lui, a gustare della stupenda e sana familiarità che Lui ci offre. Questo è il luogo più vero, più intimo della nostra persona, come quando viviamo fra di noi determinate esperienze di vita, come l'esperienza che viviamo oggi, ecco, nel giubileo dei nostri cari alpini. Ecco, sono cose che sentiamo, che viviamo, che portiamo nel cuore. Sono cose così importanti che le vogliamo manifestare pubblicamente. Ecco, gioire, cantare, suonare, e nello stesso tempo anche metterci profondamente nelle mani del Signore, ringraziarlo e chiedere a Lui che non manchi mai, ecco, nel nostro camminare quotidiano. Sostenga, ecco, i nostri progetti, i nostri propositi migliori e ci tenga lontano poi, ecco, dalle tentazioni della vita, quelle che non fanno la vera dignità della persona. Tutto questo certo richiede coraggio. Ecco, è importante fidarci del Signore, fidarci gli uni gli altri, mettersi nelle mani di Dio e soprattutto non sentirci mai arrivati, mai pienamente, diciamo, tranquilli, beati. Alle volte, ecco, noi pensiamo che essere in pace vuol dire stare beati, tranquilli, tanto non succede nulla, invece la pace va costruita giorno per giorno, con fatica, con amore, nel dialogo, ecco, sempre puntando, non lasciando mai nessun momento, nessun decennio troppo tranquillo, ma pieno della nostra responsabilità, del nostro impegno, del nostro amore per la vita, per le persone, per le comunità, per il dono della libertà che abbiamo ricevuto, ecco, di una nazione, ecco, di un'Europa, di un mondo che vorremmo pacifico, per vivere giornate serene, giornate che lasciano un avvenire, ecco, aperto a tutte le generazioni che verranno. Allora, essere discepoli del Signore è qualcosa di importante, ecco, lasciarci prendere dal desiderio appassionato di portare la sua presenza nel cuore della nostra vita, come facciamo questa mattina, della famiglia, della comunità, ecco, dei giubilei di ringraziamento. Questa è la novità travolgente del Vangelo.
Il Signore ha predicato con la sua testimonianza di vita e non solo a parole la bellezza di un cuore innamorato dell'umanità, quanto ha fatto fino all'ultima goccia di sangue, ha offerto e continua ad offrirsi nel sacrificio dell'altare come per dire: io condivido fino in fondo la vostra vita. Ha condiviso la vita di tutti coloro che hanno servito la patria, hanno lavorato, sono caduti per il bene, per la libertà di questa nostra patria, e il Signore li ha redenti, li ha accompagnati. Noi viviamo dentro questa comunione dei santi con tutti uomini e donne che hanno lavorato per il bene della nostra vita, per donarci, questi momenti in cui noi possiamo trovarci e possiamo gioire insieme e rendere lode a Dio e a tutti per il dono della vita, il dono della comunità. Il Signore ci invita ad essere responsabili. Senza di Lui, lo dice chiaramente nel Vangelo che abbiamo ascoltato, siamo come tralci secchi, sterili, inutili. Davvero abbiamo bisogno di essere tante volte potati dalle mani sapienti di Dio per portare certamente, come fa l'agricoltore, molto, molto frutto. Diventa bello coltivare la fede, coltivare la pace, coltivare la solidarietà, coltivare i valori più grandi della nostra vita, che ci offrono proprio giornate serene, grandi, importanti per noi, le nostre famiglie, le nostre comunità. Certo, la fede va coltivata, è come una pianta che se non la coltivi, se non la proteggi, non cresce, non offre poi quello che deve offrire, e quindi dobbiamo sempre trovare spazi per rimotivarci, per accendersi veramente di entusiasmo, per offrire tutto il bene che portiamo nel cuore. Non dobbiamo mai adagiarci, fermarci, tanto ci sarà sempre qualcuno che farà, no? Ognuno è chiamato a fare fino in fondo la sua parte, allora il mondo si rinnova. E nella vita cristiana certamente, l'Eucaristia è il cuore, della domenica, la parola del Signore. E poi, quando le porte si spalancano, è quell'amore fraterno, che ci doniamo gli uni gli altri, soprattutto verso le persone povere e sofferenti. La fede, perché la fede, dice il Signore, può morire. E con la fede anche, diremo noi, il futuro, l'avvenire, la salvezza eterna. La fede, la pace, l'amore vanno sempre proprio coltivati pienamente. Questo è l'avvenimento, l'avvertimento del Signore. Il Signore ci raccomanda proprio di rimanere in Lui e di rimanere nel cuore gli uni gli altri, per offrirci il valore di un'esistenza che abbiamo ricevuto in dono, che siamo chiamati a donarla veramente con tutto il cuore. Il Signore ci benedica. E nella benedizione, nell'offerta dell'offertorio, mettiamo tutte le nostre personali intenzioni che portiamo nel nostro cuore, le migliori cose anche per questo mondo che ha bisogno proprio di essere sostenuto e accompagnato. Dice Maria, siamo prossimi al mese di maggio dalla recita del Santo Rosario, da una preghiera forte. La preghiera è come il respiro, non possiamo non respirare, così anche pregare, vuol dire che Dio si coinvolge con noi e quindi anela veramente i desideri più belli che portiamo nel nostro cuore. Un grazie grande a tutti voi. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, è la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini è la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio e come il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Sorelle e fratelli, amiamoci gli uni gli altri, portiamo frutti di carità, di compassione, di perdono, di riconciliazione. Diciamo: donaci, Signore, lo Spirito Santo. Signore, nostra vite, Tu conosci i nostri limiti. Fa che la Chiesa si rinnovi nel Tuo amore. Per questo ti chiediamo. Donaci, Signore, lo Spirito Santo. Figlio di Dio, sei il Principe della pace. Chiediamo questo dono per i popoli ancora in guerra e per le nazioni traviate da lotte, conflitti e sopraffazioni. Per questo ti supplichiamo. Donaci, Signore, lo Spirito Santo. Signore, Tu che hai glorificato il Padre, consola gli afflitti, guarisci i nostri ammalati, sostieni i giovani nelle loro scelte, illumina le nostre famiglie, per questo ti preghiamo. Donaci, Signore, lo Spirito Santo. Figlio di Dio, a Te la nostra lode. Aiutaci a superare le divisioni e rancori e a vincere ogni forma di egoismo e di chiusura verso gli altri. Per questo ti diciamo: Donaci, Signore, lo Spirito Santo. Uniamo anche le nostre personali intenzioni che portiamo nel nostro cuore. Il pensiero va a tutti i caduti, va a tutti i defunti alpini, a tutti i nostri cari defunti. E il pensiero va certamente, al dono della pace che noi chiediamo veramente di cuore. Lo facciamo insieme agli alpini, uomini e donne di pace, insieme a tutta la nostra umanità migliore che porta nel cuore questo anelito grande, a vivere nella pace, nella fraternità, nel dono reciproco dei beni che noi portiamo migliori nel nostro cuore. Per Cristo nostro Signore. Sedete.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono una vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli. In Lui morto e redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle defunti. Ricordiamo tutti i caduti, i defunti alpini, i nostri cari defunti, Don Olindo con i genitori, Sergio con i genitori, i defunti della famiglia Negro Agostino, Maria, Carletta e tutti i nostri cari che portiamo nel nostro cuore e che hai chiamati a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. E ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti. Ricordiamo anche le vittime della guerra, della fame, della violenza, morti nel lavoro, ammettili alla luce del tuo volto. E di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i nostri santi patroni, Giorgio Biagio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, insieme a tutta la comunità qui presente e tutti gli uomini che costruiscono il dono della pace, cantiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci fraternamente il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Alcune brevi comunicazioni pastorali. Lo ricordo durante la settimana, questa sera la messa alle ore 19, durante la settimana ricordiamo lunedì Santa Caterina da Siena, Giuseppe Cotolengo martedì, c'è il mercoledì 1 maggio la festività di San Giuseppe Lavoratore, una giornata di ritiro con i bambini che si preparano alla messa di prima comunione, poi qui alle ore 18 il rosario, all'apertura del mese dedicato a Maria, alle 18:30 la messa in onore di San Giuseppe Lavoratore. Sant'Atanasio giovedì, venerdì Santi Filippo e Giacomo, alle 17:30 l'adorazione con il monastero invisibile, alle 18 la messa, sabato la prefestiva, alle 11:30 Santo Matrimonio nell'abbazia di Follina, di Elena Bernardi e Luca del Toè, 18:30 la messa prefestiva a Revine. E domenica prossima, 5 maggio, 9:30, alle 11 qui il 50° di matrimonio di Luigino Zardetto e Lucia Fava, e alle 19 la messa serale. Ricordo che giovedì 2 maggio alle 20:30 c'è l'incontro del comitato di gestione nella scuola dell'infanzia. Trovate anche il calendario della preghiera del Santo Rosario, ecco, nelle nostre comunità, nelle varie settimane. Maria, veramente la preghiera del Rosario onora Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra, ed è una preghiera ricca di benedizione e di grazia, di protezione. Recitiamola per tutte le nostre necessità, perché la follia della guerra abbia presto fine in tutte le parti del mondo. Ecco il mio profondo ringraziamento a nome di tutta la comunità, ai nostri carissimi alpini che ci hanno onorato con la loro presenza nel giorno, della loro festa annuale della sezione di Vittorio Veneto e anche del 65° del gruppo Alpini di Lago. Alpini donne e uomini di pace, segno, ecco, che è realtà. È un dono grande la vostra presenza, quindi un grazie a tutti voi qui presenti, alla corale Anna di Vittorio Veneto, che ha animato questa Santa Messa, ecco, gli ha dato veramente proprio gioia e vigore per poter proprio cogliere lo spessore della presenza di un Dio che ci ama profondamente e vuole veramente radicarsi nel cuore della nostra vita per offrirci una umanità più bella, più vera, più fraterna. Un grazie, ecco, a tutti voi, a tutte le autorità qui presenti, civili e militari, ai signori sindaci con le loro amministrazioni, ai consigli comunali, ecco, e a tutti i gruppi ospiti degli alpini, ecco, che insieme a noi presenziano, ecco, questo giorno di festa in cui abbiamo anche ricordato anche tutti i nostri cari caduti, ecco, e tutte le persone che hanno servito e che continuano a servire. La lode e il ringraziamento va a tutti coloro che servono e lavorano alacremente proprio per il dono di una vita più bella, più vera e più fraterna. Ci alziamo in piedi, affidiamo alla Vergine Santa, Regina della Pace, ecco, la nostra preghiera, affidiamo anche ai nostri santi patroni, Giorgio e Biagio. Abbiamo da poco concluso anche il centenario della dedicazione di questa nostra chiesa e anche il 23, ecco, abbiamo onorato il San Giorgio martire, poi c'è San Biagio per il 3 febbraio. Ecco, sono i doni, delle testimonianze che ogni chiesa porta dentro di sé, perché possiamo guardare, ecco, a far memoria di tutti coloro che veramente ci amano, ci accompagnano, ci sostengono, e questi sono milioni e milioni di persone e sono presenti anche oggi nel cuore vivo delle nostre comunità, tantissimi che veramente offrono il meglio della loro vita. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Con Santo Padre Papa Francesco, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio. Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Per tutti i nostri defunti e caduti l'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. La Vergine San Giuseppe e gli angeli santi ci accompagnino e ci proteggano. Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto, gli vive e regna nei secoli dei secoli. Ecco, ascoltiamo la preghiera dell'Alpino. A tutti gli alpini da davanti e non solo, dedichiamo la preghiera dell'Alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balsa delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto, baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio Onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo, di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra bandiera, la nostra patria, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza ed ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito ed ogni speranza di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Pace, dei Santi Patroni, vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
pa pa